stessa relazione tra la figura e il dettaglio. A mesma relação entre a figura e o detalhe. La figura è composta da fasce, da blocchi. A figura é composta de blocos, de faixas. Potremmo dire la parte sotto e la parte sopra. Poderíamos dizer a parte de cima e a parte de baixo. E la loro ulteriore suddivisione E a divisão posterior dela, fino ad arrivare a dei micro dettagli. até chegar aos mais pequenos detalhes. Di, ta, 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 di, ta, ta, di, ta, di, ta, 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 di, ta, di, di, ta, di, ta, 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 di, ta, di, ta, di, ta, di, ta, 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 di, che ne fai? Di, ta, 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 di, ta, di, te, ta, di, ta, di, da, te. Ma come si costruisce tutto questo? Mas como se constrói tudo isso? Come un allievo lavora? Como um aluno trabalha? La messa in forma si basa su una concezione straordinaria, Colocar na forma se baseia su uma concepção extraordinária, perché poi in scena verranno rappresentati porque depois na cena vão ser representadas gli dei, i semidei, os deuses, os semideuses, gli eroi, os heróis, i demoni, os demônios le orchestre. e as bruxas. La messa in forma e l'allenamento sono conseguenziali a questo fine. Colocar na forma e o treinamento tem como consequência este fim. Ecco perché il corpo deve essere ristrutturato. Então, agora, porque o corpo deve ser reestruturado. Nelle mie opere cacosangue, Nas minhas obras eu cago sangue, diceva Michelangelo, dizia Michelangelo, facendo emergere tutto lo sforzo messo nella creazione. fazendo emergir todo o esforço colocado na criação. La severità e il rigore A severidade, o vigor dell'allenamento dei katakari do treinamento do Katakali si incarna nell'allievo se encarna no aluno, attraverso lo sforzo prolungato nel tempo. através do esforço prolongado no tempo. Lo sforzo si apre O esforço se abre a contatto con l'opera, no contato com a obra, la rende più bella, più forte, a torna mais bela, mais forte, si dissolve nell'opera. se dissolve na obra. Lo sforzo dà tensione all'opera, O esforço dá atenção na obra, non a se stesso, não come nelle opere di Michelangelo. como nas obras de Michelangelo. Noi contempliamo l'opera Nós contemplamos a obra, e non lo sforzo dell'artista. e não o esforço do artista. Così nei katakali Assim, o Katakali, noi veniamo presi dal personaggio nós somos pegos pelo personagem, e non dallo sforzo dell'attore. não o esforço do ator. Il lavoro è strettamente connesso alla fatica O trabalho é extremamente conectado com o cansaço. e nel caso di Michelangelo No caso de Michelangelo, e più recentemente di Grotowski, e mais recentemente Grotowski, la fatica del levare o cansaço de tirar e non del porre. e não de colocar. Nel katakari l'epicità delle storie No Katakali, o épico da história coincide col carattere epico dell'allenamento. coincide com o caráter épico do treinamento. L'allenamento spinge il corpo dell'attore al di là dei suoi limiti. O treinamento empurra o corpo do ator para além dos seus limites. I muscoli, i tendini,